Ribellarsi serve. Le proteste dei residenti di Viale San Marco, da mesi esasperati per le condizioni di degrado del quartiere, sono sfociate in un'assemblea pubblica e hanno portato l'amministrazione a rispondere alle questioni più urgenti per evitare una rivolta popolare. Ci siamo fatti sentire e abbiamo ottenuto anche dei risultati. Un risultato importante è il parco giochi per i bambini che verrà fatto, l'illuminazione che verrà fatta dove manca. I marciapiedi cominceranno a farli. Deludente invece, secondo i cittadini, la risposta del vice sindaco Simeonato e degli assessori Maggioni e Bettine sui nodi centrali delle fognature e delle bonifiche delle aree inquinate. Dicono che si tratta di lavori costosi che richiederanno tempo per reperire i finanziamenti, ricorda Alberto Alberti, ma abbiamo già aspettato per moltissimi anni e adesso siamo stanchi. Per altre cose i soldi si trovano. Per esempio in assemblea qualcuno ha detto che i soldi per le fognature in zona Porto Marghera sono stati fatti, anche se lì non abita gente, non abita nessuno, insomma. Quello delle fognature è un problema sanitario, ricordano i residenti. Se le cose non cambiano ci rivolgeremo alle autorità competenti. La gente comunque si difenderà se i lavori non verranno fatti, denunciando all'ULSS le situazioni del sistema fognario del villaggio San Marco.